i soci si sono visti sparire tutti i risparmi. Quella sede è prima di tutto loro. I soci sono quelli delle banche venete e gli edifici sono il Vicentino Palazzo Thiene e l'ex Teatro Comunale di Montebelluna, oggi meglio conosciuti come le sedi storiche ed istituzionali delle ex Popolari Venete, finite con molti altri immobili nella lista dei fallimenti di Popolari Vicenza e Veneto Banca. Nelle mani dello Stato, rappresentato dal commissario liquidatore, e non quindi tra i beni che la banca intesa ha scorporato nell'affare da €1 tutto compreso. Due simboli che i sindaci delle rispettive città dove le due secolari banche sono nate vogliono trattenerli dalla vendita per farne beni pubblici ma anche monumenti in ricordo della disfatta economica per migliaia di risparmiatori, come sottolinea il sindaco di Montebelluna Marzio Favero. Mi sono già sentito con Achille Variati, sindaco di Vicenza, e anche col sottosegretario Baretta, però voglio dire una cosa con grande chiarezza. Stiamo parlando di un bene immobile che appartiene moralmente ai soci di Veneto Banca. Ecco perché è con loro che prima di tutto ci dobbiamo confrontare, perché è giusto che sia la loro voce a essere udita in prima istanza per capire se ritengono importante avere almeno un riconoscimento morale, visto che quello finanziario non è arrivato. E che per molti non arriverà mai, soprattutto dopo che a capo della tanto sospirata commissione parlamentare da ieri siede l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, cofondatore nell'aprile del 1994 del Centro Cristiano Democratico con Flavio Trinca, dal 97 presidente di Veneto Banca ed ora tra gli indagati della magistratura. Mi pare che il concetto del conflitto di interessi sia estraneo alla cultura italiana. Abbiamo un Viola che è stato nominato liquidatore dopo che è stato amministratore della banca. Chiaro il sarcasmo dell'avvocato Andrea Arban dell'associazione Don Torta per una commissione convocata a pochi mesi dallo scioglimento delle Camere e dalle elezioni. L'ennesima beffa per gli azionisti. Da risparmiatore come presidenza non ho mai avuto fiducia in Casini, perché è sempre salito nei carri in corsa. È come mettere la volpe a guardia del polaio.